perfetto, eccole qua, hemos comenzando. Buonasera a tutti, siete voi, tenore di oggi, di 22 del mese di Triula, la 2026, bene, con questo rinocche, a sul solito, il Manzano, hanno della Chimuso, volontariato, di scrivono quelli che non è possibile già, che non è possibile, no, ma si impegna, che cazzo e tocca dell'umanare dai Nantesi. Bene, andiamo sempre la solita salviata normale e cominciamo dando una frate da Saida, eccola qua come si presenta Saida, torniamo in occhio voi, ecco, rimaniamo in modo tale che se da mezzo che lo è uno biaitino, un pacco, andiamo scaricato là non è proprio perfetto, ma è tipico del pelo dell'estivo, insomma, ecco, che in estivo usiamo, non va da nessuna lingua, ecco, questa è stata la videata. Vediamo su Saravalle Tenonnara, oggi è mercoledì e isole preno, potete da dire, insomma, poi vediamo pure la temperatura già e si è mostrata poi a qualche lunga andiamo a fare che non vi l'ha proprio stintata. Craso uguale, la stessa cosa. Vediamo la temperatura, oggi a 36 gradi, temperatura massima 23 sa minima, 30 kimbe Crasa sa massima, 1 grado in manco e 23 sa minima, più o meno due al diese, sono infatti sacra, belle che uguale. Bene, appuntamento, appuntamento, avevamo un appuntamento qui sono alto del sono, questo è oggi 23 Iovia a Sa 9 in sul museo etnografico Bittese MUBI MMT, cioè praticamente in Trazzella Pittanesi, ingresso gratuito, è stato un docufilm, è stata, come lo vediamo in descrizione, no? Che docufilm sono dove sono, sempre a Trazzella Pittanesi, il 23 a 21 a cura del San Cooperativa Istelai. Col Marrazzo non sono pezzi trastolo della tradizione pastorale. Sul giorno di solo conta una storia fatta di traballo, identità, ritualità e memoria. Giovia 23 del Triunas, il suo complesso del Museo Etnografico Vitesse MUBMT, ad essere proiettato su docufilm Giornato del Sono, realizzato da Umberto Siotto e Antonio Sanna. Un viaggio si scoperta su munno adesso una marrazzo dessa barbaggia attraverso le tre momenti fondamentali. Il primo, sul braico, artesanale, sul laboratorio, l'ulisi detonale, non me lo fate. Sempre il soro in sabita fittiana, adesso pastore dessa barbaggia. Sul ruolo, terzo, sul ruolo che riveste di son rito e in sala ammaiadora celebrazione del suo carraseccare barbarizinum. Un'occasione può conoscere, può dare a corso un elemento, simbolo della sua cultura, della sua tradizione, della sua Sardegna. Ue su sono dei Veneti, linguaggio, memoria e identità. Bene, una bella cosa, lo devo sapere chiaramente, è in Masarda Comuna, chi non sto d'accordo. Andiamo da Nantesi, vediamo toccamente intanto che non è stata azzappata, è stata azzappata questa crae dell'uomo, degli Anna e Domo, è stata azzappata, si tratta sul camposanto, sul cancello principale,
che la perdita tramite BCTV tra il Battelotto 78 150 80 macro, cioè depositata in che viene da si appiccare. Andiamo a giocare da innanzi e abbiamo ecco pro stasera in Luvola, Cinema sotto le stelle, Nemos andando per mare, un film che è dato insomma di Ulisse, è data è ambientato in Sardegna, insomma, ecco, oh, che è stato questo società che si chiama Mamarca Film, che presenta l'Odissea di un pastore di capre inabile al nuoto, un film di Marco Antonio Pani con Giovanni Masia. Giovanni Masia. Pronto? Ehi. Allora andiamo avanti, andiamo da innanzi e andiamo a questa bella cosa che è stata organizzata da Giovanni Villa, il canto di poeti e amici per il suo mastro umano Bacchisio Bambino. Questo è un libro in PDF che si può scaricare gratis e basta, quindi si è andata da su web, insomma, ecco, su link puoi scaricare Best in BCTV, oppure lo potete fare sulla pagina di Ivane Villa. Io me l'ho già scaricato, come scrivo io, il satiro computer, se no qualche poesia, bollaia pure lessa, ma lasciamolo magari a casa. Bene, che in questo avevo terminato a Novas, andiamo invece, entriamo nella rassegna stampa, e entriamo scritto Unione Sarda, paura a Villassore, Villacidro, siamo andati del Solzò, del Solfocoso, che sono 80 anni, già di Zacatana e da Sardegna, un'altra giornata di incendi, mobilitata la flotta aerea, chiuse 2 strade statali. Sanità in lista di attesa, il rapporto a Genas, la Sardegna peggiora. Le liste d'attesa nella sanità sarda si allungano. Emerge dal rapporto a Genas dati scusate, ma beh, dopo questo brinco del calore ed è dritto, la gas condizionata, l'emerge rapporto a Genas, dati coincisi con l'incontro in commissione di Alessandra Todde che difende le scelte fatte negli ultimi mesi, la protesta delle opposizioni. Bologna, dopo la morte di Fakir, la guerriglia urbana, condanne e polemiche. La guerriglia urbana che ha devastato il centro di Bologna infiamma il dibattito politico. Sulla morte del 42enne Abderrahim Fakir, la premier Giorgia Meloni auspica che la verità si accerti con rigore, ma aggiunge alimentare odio contro gli agenti e dai irresponsabili. Polemiche dai sindacati di polizia contro l'Epore, che ha promosso una manifestazione, l'Epore sul sindaco di Bologna. C'erano 2 piazze, una sola ci rappresenta la replica del sindaco. Andiamo da innanzi, chi sa, Nuova Sardegna, eccola qua, trasporti sempre più cari, in 10 anni raddoppiato il costo dei traghetti, aumentate dell'8% in 12 mesi, ma gli incrementi riguardano anche gli aerei e il noleggio delle auto. Incendi, un'altra giornata di fuoco, meno immersioni, più snorkeling. Sapete che Renare cambiano le abitudini dei turisti. Mare blu, le nuove frontiere del diving nell'isola. Diving va bene, anche il dativo.
maxi impianto di batterie a ittili, la regione dice no. Sit-in davanti alla regione, forestali in sciopero, garantiteci un futuro. Subito la ferrovia per la Basanta, il sindaco scrive al ministro Salvini, siamo vedere su Sindaco di Nuoro, no a soluzioni alternative, occorrono connessioni dirette e linee stabili. Le hanno posto un po' sta legge, le hanno posto, però che vinta chi va a fare un collegamento chi non Basanta. Un treno in direzione Einstein Telescope. La candidatura del sito di Sosenato ci impone un altro criterio di urgenza. Nuoro, criticità da risolvere subito per il presente, ma anche soluzioni da mettere in campo per il futuro. Con questo spirito Emiliano Feno non manca di citare il sogno Einstein Telescope nella lettera indirizzata al ministro Matteo Salvini. La connessione ferroviaria assume oggi un valore ancora più urgente per la candidatura italiana di Sogenato da ospitare Einstein Telescope, spiega il sindaco. Grande infrastrutturazione europea di ricerca inserita nel roadmap ESFRI, la cui scelta del sito è attesa nel 2027. In questa fase decisiva, alla straordinaria qualità scientifica e ambientale del sito deve affiancarsi la capacità del territorio di assicurare accessibilità, collegamenti efficienti e servizi adeguati alla comunità scientifica internazionale e alle imprese tecnologiche coinvolte. Poi questa a puro reione. Contro gli incendi, vedetta potenziata e più squadre a terra. Orotelli, il sindaco Toni Bosu lancia un appello. Orani in scena Deledas Revolution. Domani sera ai giardini di Santa Sofia di Adevres, la nuova tappa di Sardinia Teatro Festival. A me pare che lo devono fare solo in luna. E Dio, arriviamo. E infatti Orune dell'Eddas Revolution, della compagnia Mobilità delle Arti e lo spettacolo che la compagnia teatrale di Barbarici Ridicoli propone a Orune per la rassegna Teatri di Barbagia, che sarà presentato venerdì 24 luglio alle ore 21:30 nell'anfiteatro presso la palestra comunale di Cucuretetti. Scritto da Antonio Macciola per la regia di Diego Galdi, lo spettacolo che vedrà in scena gli attori Valeria Bertani nei panni di Grazia e l'attore nuorese Luca Pala nei panni di Santos. Da corpo e sostanza al rapporto fra i due fratelli, le cui esigenze, sebbene parallele, saranno destinate a percorsi diversi. Bene, interessante. Allora, ferrovia, Feno scrive a Salvini, l'hanno già visto in intera pagina, il giornale, vivere da centenari, il segreto in una start-up, il progetto di una giovane ricercatrice nuorese tornata a vivere in città. Lo stile di vita dei centenari nell'isola come modello di vita per il mondo, cioè ha trafficato un esempio, insomma, di un centenario che le fa che le start-up. Negli ultimi anni la Sardegna ha esportato non solo paesaggi e tradizioni, ma modelli di benessere legati allo stare in comunità. Questi aspetti attirano oggi visitatori da tutto il mondo alla ricerca di esperienze autentiche, lontane dalla frenesia e legate a contatto con la natura e gli altri. Al centro di questo percorso c'è una giovane nuorese tornata di recente, Anna Carla Denti, classe 1996, con la sua startup Longera Journeys era. Bisogna della chiamare in inglese.
Denti, dopo anni di studio e lavoro all'estero, ha deciso di tornare alle proprie radici per rafforzare i segreti della Blue Zone in un progetto innovativo che unisce ricerca, turismo sostenibile e crescita personale. Siccome è in inglese il titolo, si dura Gallo del Prus. Cioè, se uno sta cantando, ponendo il titolo in inglese, batti speranza, è una startup, che sviluppa la longevità e chiamare Longera Journeys, è già un qualche 2 anni in più bene abbonato. I dati sulle liste di attesa, l'isola peggiora ancora, scontro in consiglio, dalla giunta 3 milioni per l'abbattimento, ma la commissione ferma la delibera. A Genas tempi lunghi per le prime visite, Cappellacci, Fratelli d'Italia, tra le 4 regioni in regressione, Todde migliorati nella diagnostica. Batterie a Sottragone e in Itali abbiamo vinto il primo round. Comitato e Comune di Itali esultano per il no della Regione e del Ministero. Esulta il Comune di Itali. Fin dal primo momento l'amministrazione si è mossa con fermezza contro i 470 megawatt di batterie di accumulo, un progetto su cui ieri era attesa l'intesa della Regione con il Ministero dell'Ambiente. La Giunta si è accodata alla battaglia dei cittadini, eppure il MIC, il Dicastero della Cultura, cui spetta la tutela del paesaggio, ha puntato la prua contro quell'impianto di 8 ettari. Dunque un primo round è incassato e mette a frutto anche e soprattutto il lavoro del comitato No Eolico Palasa a Terra, che da 2 anni e mezzo lotta per difendere il territorio dall'assalto. No Eolico. Inferno di fuoco nell'isola, paura a Villa Sorre e Villa Cidro, aziende assediate, in azione 2 Canadair e 6 elicotteri, danni all'ippodromo, chiuse per ore le statali 196 e 293. Carbonia infiamma le baracche del campo Roma, soccorso un vigile del fuoco per un malore durante le operazioni di spegnimento. Grano duro, più incentivi e controlli. Ieri il tavolo, CIA, il sindacato, il settore è ormai allo stremo, accelerare il Coltiva Italia. Il ministro Lollobrigida, sostegno del governo alla filiera, con risorse concrete. Il governo Meloni è quello che ha investito di più in agricoltura e anche la filiera del grano duro ne beneficerà. Oggi con le associazioni agricole abbiamo concordato sul fatto che bisogna fare di più per sostenere questa filiera. Così il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ieri al termine del tavolo sul grano. Vabbè, Lollobrigida, Poteschi. Gineppi tra gli atti a Lubagno, siamo al grano del Calafinanza, nella zona di la holding brasiliana vuole realizzare hotel e ville. Dopo Calafinanza, altri accertamenti del corpo forestale. Poteschi, io che hanno intenzione tutto. Ancora sopralluoghi nel corpo forestale a Porto San Paolo, nelle aree di proprietà di Tavolara Bay e delle società collegata all'immobiliare sardo brasiliano. Il personale dell'ispettorato di Tempio e della stazione di Padro, competente per territorio, ha effettuato diverse verifiche su attività di disboscamento e potatura di ginepri non solo a Calafinanza ma anche negli altri siti che sono nella disponibilità della holding GHSFS, Participa Coes,
mentre nel caso di Calafinanza, Tavola Rabbei, sanzionata amministrativamente, sta provvedendo alla piantumazione delle specie autoctone tagliate. Il Corpo Forestale ha anche verificato la presenza di un costoso ed efficiente sistema di irrigazione. Sono in corso verifiche per attribuire la responsabilità di altri interventi nella località di Lubagno. Si tratta delle aree indicate per l'investimento più importante della holding: albergo a 5 stelle, ville, campo dal golfo e porto turistico, con una disponibilità di circa 30.000 metri cubi. Nella zona terreni ex Corsega, a partire dalla casa del pastore, su una collinetta, sono stati rilevati interventi di pulizia e taglio di alberi, anche in prossimità delle spiagge. Insomma, non fa che ne tutti i lucchi di spare. Non è più l'isola selvaggia e oggi i turisti pretendono mare, cena e condizionatore. Il giornalista Beppe Servegnini frequenta la Sardegna dal 1973. Ma pare che Beppe Servegnini, noi che nos interessa a metà. Sardo Doc, ambasciatore della Sardegna sardo onorario, i titoli ce li ha tutti Beppe Servegnini per parlare della sua isola. Vabbè, cambi la cosa. Dopo mezzo secolo dalla prima visita, con una casa ad Aglientu che è diventata il suo rifugio da scrittore, è riduttivo dire che venga a fare solo le vacanze. La Sardegna è cambiata, dice però Servegnini, oggi il turismo è un settore di imprese che hanno imparato a offrire non solo un'isola selvaggia ma anche comoda, anche se gli incontentabili resistono. Abbiamo ascoltato 270 sindaci, cambia la gestione di strutture e musei. Giuseppe Meloni, una strategia per la programmazione regionale. Dice che d'ora in poi sarà una programmazione attenta a capire davvero le esigenze di tutti i comuni, Giuseppe Meloni, per scongiurare il rischio di far calare fondi dall'alto. Distribuiremo risorse ma anche supporto su come e dove destinarli. Ma vabbè. Namolo del Nantes, forestale in sciopero, siamo pochi, in gioco il futuro di tutto il corpo. Sindacati ricevuti in consiglio regionale, da maggioranza e opposizione. Non è una protesta che riguarda solo stipendi e progressione di carriera per i sindacati del corpo forestale di vigilanza ambientale, è in gioco il futuro stesso del servizio. E il messaggio lanciato ieri durante il presidio davanti al Consiglio regionale in occasione dello sciopero proclamato da Sarfo, CILS, UIL, FPL, CFVA, FESAL, CFVA che ha visto la partecipazione anche di iscritti al SAP. L'adesione ha raggiunto l'80% del personale, ma il servizio è stato regolarmente garantito grazie alla precettazione degli operatori indispensabili in una giornata ancora segnata da incendi. Max impianto di batteria Ittiri, la Aeronaut, la regione dice 2 volte no. La delibera non concede l'intesa, ma il governo può andare avanti. Liste d'attesa, sanità sarda rimandata. I dati rimandati nel senso che è stata approvata. I dati a Genas, i progressi, non bastano. L'isola resta sotto la media nazionale. Cagliari, la Sardegna punta a cambiare il sistema di finanziamento della sanità, superando il ricorso sistematico alle variazioni di bilancio
per rimpiazzare i conti delle aziende sanitarie. Ad indicare la necessità di una svolta è la Presidente e Assessora ad interim alla Sanità Alessandra Tolde, al termine dell'audizione ieri in Consiglio sui tempi di attesa, sul piano regionale dei servizi alla persona e sull'assestamento di bilancio. Cala Finanza, gli ambientalisti al TAR contro il ricorso per Cala Finanza. Progetto Beach Club, l'udienza sarà il 29 luglio. L'associazione ambientalista, gruppo di intervento giuridico, il 29 luglio interverrà nel giudizio davanti al TAR contro il ricorso presentato dalla società immobiliare Tavola Rabei SRL per l'annullamento della revoca dell'autorizzazione unica da parte della struttura di missione ZES, rilasciata il 9 febbraio e revocata il 1 luglio per la realizzazione a Cala Finanza di un esclusivo beach club nell'area della storica Villa Joy, in struttura ricettiva, trasformandola in struttura ricettiva, la prima parte di un grande intervento di trasformazione immobiliare sulla costa callurese tra Cala Finanza e Punta la Greca, Lodi, Porto San Paolo. Idimo di Tatanare sul Grillo. Cara energia, 14 miliardi sul tavolo, ma il governo deve decidere se usare tutta la flessibilità concessa dall'UE. Medici Novax, ora la maggioranza frena sul reintegro. La maggioranza prende tempo sull'emendamento di Fratelli d'Italia per consentire ai medici radiati per posizioni Novax durante la pandemia di chiedere il reintegro. A quanto si apprende da diverse fonti parlamentari, il DDL sulle professioni sanitarie, nel quale è confluita la norma, è uscito dall'ordine del giorno della Commissione Affari Sociali della Camera, dove questa settimana era atteso il voto sul mandato al relatore. Un rinvio che, secondo le stesse fonti, rifletterebbe le divisioni interne alla maggioranza e le tensioni emerse tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato, oltre alla contrarietà espressa da tutti gli altri medici e dei loro sindacati. Il primo chiarimento potrebbe arrivare oggi dall'ufficio di presidenza della Commissione, chiamato a decidere se ricalendizzare il provvedimento, se il testo approdasse comunque in aula. Per eliminare la norma servirebbe un emendamento soppressivo. Nuova offensiva degli USA sui dazi, preoccupate anche i repubblicani americani. La UE per ora resta in attesa. Trump annuncia un'ondata di balzelli, dal 10 al 12,5% sull'importo di prodotti esteri. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Una prima in Europa. Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal primo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, 243 voti favorevoli e 2 contrari, anche i deputati all'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 favorevoli e 81 contro, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron. I primi passi di Burnham, il primo ministro inglese, tagliata l'IVA sulle bollette elettriche. Il nuovo esecutivo interviene nella lotta al caro vita e ai rincari dei carburanti. Libano, Donan vuole parlare con Hezbollah.
con Hezbollah sono praticamente già milizia filo-iraniana. Il secondo giorno del piano pilota tra Israele e Libano ha registrato già il suo primo incidente con l'IDF, che ha sparato colpi di avvertimento in aria contro soldati libanesi che avevano oltrepassato l'area concordata, sostiene l'esercito israeliano. L'episodio, che non ha riportato feriti, è avvenuto nei pressi di Zaatar, la prima zona nel sud del Libano. Va bene, le suore francescane missionarie lasciano Aleppo in Siria. Gli intellettuali, la comunità cristiana qui sta morendo. Dopo più di un secolo di presenza ininterrotta, le suore francescane missionarie di Maria hanno lasciato Aleppo, metropoli del nord della Siria, cedendo per 3 anni ai salesiani il convento e la scuola del quartiere Sabili. Un addio che la congregazione presenta come una semplice riorganizzazione interna, ma che la comunità cristiana della città, ridotta ad un decimo di quella di prima della guerra, legge come l'ennesimo segnale di una presenza avviata all'estinzione, già prima del cambio di regime fine 2024. La notizia, circolata con circolata con una messa di ringraziamento, è amplificata da immagini della partenza, poi rivelatesi false perché generate con l'intelligenza artificiale. Bene, 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 bene. Amo un'ultima pagina, deidere, tempo di politica internazionale. Allora, nuova minaccia di Trump all'Iran. Presto colpiremo il sito nucleare. Non è una centrale nucleare, c'è un look che non vi travagliano sul nucleare. Teheran ha risposto con un raid su Bahrain e Giordania. Incontro segreto tra ex funzionari per risolvere la guerra in Ucraina. Il conflitto, retroscena svelato dal presidente azerbaigiano Aliyev. Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, sì, ha detto che nei giorni scorsi ex alti funzionari tedeschi e russi si sono riuniti a Baku per discutere possibili vie d'uscita per la guerra in Ucraina, confermando indiscrezioni. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza, ha dichiarato Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, tuttavia i dati sui voli mi consentono di affermare che un incontro segreto si è effettivamente svolto a Baku, ma non rappresentano nessuno. Ha aggiunto, secondo indiscrezioni, una delegazione informale tedesca composta tra gli altri dall'ex capo della cancelleria sotto Angela Merkel, Roland Rofalla, e dall'ex presidente del Land Brandeburgo Matthias Placket, avrebbe incontrato nella capitale azera alcuni collaboratori del presidente russo Vladimir Putin. Secondo le stesse fonti, nella delegazione russa c'erano Valery Fadei, presidente del Consiglio presidenziale russo per la società civile e i diritti umani, e Viktor Zubukov, già vice primo ministro russo, attuale presidente del Consiglio di amministrazione del colosso energetico Gazprom. Bah, a carichi corre da servire. Bene, che in questo mi pare che abbiamo sterminato, non basta commento, le quindi andiamo da innanzi, tancarne, il tenore di oggi, chi si sigla, le tanca tutto.
Mentre il video e buon a tutto dai Bitti TV. Adios e mentre a casa.